Siamo partiti molto bene, soprattutto il primo set abbiamo fatto quello che avevamo studiato su di loro. Poi io mi metto prima di tutti, ho avuto un piccolo calo che si è visto, ma sono molto contento per Gottardo che quando è entrato si è fatto trovare subito pronto e poi niente, Lorenzo ha provato a mischiare un po' le carte inserendomi da opposto ed è andata bene, insomma, quindi sono molto contento sia per quanto mi riguarda perché sono riuscito a reagire, ma soprattutto perché anche oggi, come 2 settimane fa contro Castellana, abbiamo fatto proprio una vittoria di squadra, perché sotto così, giocando tutto sommato abbastanza bene, siamo riusciti a recuperare. Senti, i tifosi sono preoccupati, non è che tutte le partite al Paralice le dobbiamo giocare a tie break? Vabbè, meglio, c'è più spettacolo, così vale la pena pagare il biglietto. Per oggi infatti una bella partita, a parte alcuni momenti nel secondo set e nel terzo set. E quindi anche l'atteggiamento vostro mentale, come aggressività in campo, una nota positiva. Sì, questa è una cosa che, come avevamo detto all'inizio, bisogna lavorarla sempre con la squadra, perché saranno sempre le stesse cose, però in effetti il gruppo è nuovo e lavorando viene fuori una bella amalgama anche per quanto riguarda il carattere, l'atteggiamento che poi viene fuori durante la partita. Quindi questo io sono molto contento. Senti, lavorare con Lorenzo Bernardi in panchina, com'è? Ma è un bello stimolo, perché lui era da giocatore, era uno che andava sempre a 1000 e lo pretende da ognuno di noi, sia in allenamento che soprattutto alla partita. Quindi personalmente per me è un grosso stimolo e penso che lo sia anche per la squadra.